riesce a gremire la sala, per cui in qualche modo queste iniziative funzionano e sono assolutamente gratuite per noi. Inoltre ci dà anche una certa, anzi un'amplissima visibilità, perché alcuni tira filmati da questi incontri che mette su YouTube, per cui sono visibili in tutto il mondo. Sono iniziative che sicuramente meritano anche qualcosa di più del nostro applauso. È già simpatico il fatto che nell'intervallo consumiamo qualcosa, perché gioca a noi e in qualche modo mantiene vivace l'incontro, ma quello che sicuramente credo che appunto da parte nostra ci voglia quella sensibilità per persone che abbracciano delle cause a nostro beneficio assolutamente gratuito, perché l'abbiamo toccato con mano da 1 anno e mezzo a questa parte, non abbiamo speso una lira per stare qui a vedere questi incontri. Vorrei concludere quindi con un applauso per Franco e per persone come lui che ci offrono queste cose. E passare all'argomento di questa mattinata. Io sarò molto breve perché è molto ricca questa mattinata. L'argomento che tratterà sarà l'umorismo e la satira. In qualche modo quindi si parlerà di quello che è il ridere e il sorridere, e quindi è importante in qualche misura capire che cos'è questo meccanismo che pare distinga l'uomo da tutti gli altri animali, cioè la capacità di ridere. Qualcuno sostiene che si ride in qualche modo per rimproverare gli altri, o perlomeno per motteggiare un errore, il fallo di qualcuno. Se una persona passeggia e scivola su una banana fa ridere, oppure fanno ridere molto quindi i giochi di parole quando si è inclini a intendere un certo significato di una frase e poi si scopre spesso proprio sull'ultima parola che il significato è l'opposto. Se riflettete anche su tutte le barzellette, che sono una formula verbale per far ridere, tutto si concentra sul malinteso da parte di chi ascolta la barzelletta o del protagonista di questa scenetta. Quindi ci sono sostanzialmente una maniera di sublimare una sorta di violenza bonaria, quella di motteggiare gli altri ridendo quando stanno in difficoltà. E la prova è che se scivola su una buccia di banana una persona che non ci è particolarmente cara o che spesso ci vessa, per cui in qualche modo stimola la nostra violenza compressa, ci fa ridere più clamorosamente che se scivolasse per esempio un parente. Allo stesso tempo però non è proprio cattiveria quella della risata, perché è pur vero che se anche la persona più cattiva, che più detestiamo a questo mondo, dovesse scivolare e avere un incidente molto grave, penso che veramente sembrano poche le persone che potrebbero ridere di una cosa del genere. Per cui se è vero che in qualche modo è una maniera di motteggiare l'altro, sicuramente è una maniera bonaria. Questa formula è quindi stata adottata anche in qualunque altra espressione verbale che non sia solamente la barzelletta, e anche quindi nella poesia. Ma fare la differenza tra quello che è l'umorismo e il fatto di far ridere. L'umorismo non è ciò che fa ridere, l'umorismo è l'intenzione di far ridere. Perché tornando all'esempio della scivolata sulla banana, se io scivolassi sulla banana probabilmente vi farebbe ridere, ma non starei facendo umorismo perché non è stato fatto volutamente. Quando vediamo comici come Totò, che adottava spesso questa scenetta di fingere di appoggiarsi a una parete inesistente e stare per scivolare, lì fa umorismo perché volutamente ci vuol far ridere. Quindi questa è la differenza. Dall'umorismo alla satira il passaggio è molto breve, perché in effetti la satira non è altro che dell'umorismo, una maniera di far ridere, però motteggiando espressamente dei comportamenti altrui o degli comportamenti sociali. La differenza appunto è molto minima, perché praticamente c'è solamente un'intenzione più espressa di fare una critica. Se tutto questo è chiaro, penso che tutto ciò che verrà dopo di me sarà solamente una rassegna di espressioni di questo umorismo che avviene attraverso la poesia, ma che avviene anche attraverso la canzone, come vedremo, e di illustrazioni sicuramente più dotte della mia. Vorrei concludere solamente con qualche esempio che può essere simpatico di quello che è la satira, che è stata trattata non solamente dai poeti napoletani, che notoriamente sono inclini all'umorismo, forse anche perché Napoli è sempre stata vessata da tante dominazioni straniere, quindi ha suscitato in noi questa sorta di volersi rivalere in qualche modo, e non potendolo fare in maniera materiale lo facciamo semplicemente con il riso o con le parole. Ma che è stato caro a tantissimi altri poeti, e uno tra tutti per esempio è Filippo Pananti, che tutti quanti conosciamo come autore di epigrammi, cioè di composizioni molto brevi che motteggiavano in qualche modo o volevano istruire su certi comportamenti. Quando vogliono istruire facendo ridere diventano autenticamente satira. E siccome uno degli argomenti, già che Filippo Pananti era un uomo, quindi uno degli argomenti più controversi per noi uomini è il rapporto con le donne, e spesso capita che questo umorismo viene riversato nei confronti del rapporto con le donne, perlomeno dei comportamenti squisitamente muliebri. Uno tra i tutti, per esempio, quello di voler nascondere l'età in qualche modo. E Filippo Pananti con pochi versi molto efficaci dice: disse Chloe, quanti affanni mi dà l'avvicinarmi ai 40 anni, ed io non vi attristate, anzi ogni giorno ve ne allontanate.
l'umorismo sta sul fatto che alla fine si chiarisce quello che è il malinteso da parte dell'ascoltatore, oppure una satira molto efficace di costume è quella di Guido Gozzano,